Dolci di Agata. A te la parola, ci siamo conosciuti ultimamente. Descrivici un attimino la tua azienda, che cosa organizzi e cosa ci hai preparato di bello. Buongiorno, come vedrete qui ci sono tutte queste torte decorate sia a tema sia per i bambini, per le wedding con le mini cake, tutto fatto artigianale e soprattutto la cosa che mi chiedevano in tanti, tutto commestibile, cioè si mangia dallo sposino, la rosa, qualsiasi cosa. Ci devi preparare qualcosa adesso? C'era da completare una preparazione oppure... Questa bella tazza di caffè la possiamo finire di decorare. Vediamo, nel frattempo ci descrive un attimino le fasi della preparazione. Sì. Va bene. Tutta la torta è una mud cake, quindi per gli innamorati del cioccolato andrà benissimo, ed è ricoperta con la ganache. Poi c'è la pasta di zucchero con cui viene decorata e con cui vengono fatti dei fiorellini a mo' di decorazione. Facciamo un po' il cordoncino sotto e lo attacchiamo. Sono bellissime torte molto particolari. Adesso c'è l'applicazione del cordoncino in basso, come rifinitura. Poi si possono fare cupcake, confettini e quant'altro, tutto abbinato. Perfetto. Organizzi dei corsi, suppongo, durante l'anno? Sì, organizzo dei corsi di vari livelli, quindi sia a Catania che da oggi anche a Siracusa, questa bellissima città. Spero di avervi fra le mie corsiste. Perfetto, prendono riferimento, gliel'ho detto, ecco, volevo ricordare anche per le altre postazioni che per chi è interessato a dei corsi c'è il modello della scheda da compilare e mettere dentro l'urna in maniera tale che sarete sempre contattati per eventuali corsi. Agata, cosa stiamo preparando? Una torta da battesimo. Una torta di battesimo. Allora, abbiamo preparato tutto, l'abbiamo rivestita, l'abbiamo decorata insieme alle stagiste e adesso mettiamo le scarpine che abbiamo fatto sempre in pasta di zucchero e poi la scritta che hanno fatto loro stessi live poco fa del battesimo e un ciuccio che finiremmo adesso assieme. Un sostegno, così riusciamo un po'. Questo è un momento molto atteso perché mi era stato richiesto il fatto delle torte, quelle decorate, quindi anche la composizione, come vengono preparate. Sì, è una cosa che ha attirato moltissimo, sia i ragazzi, anche i bambini sono molto curiosi e hanno chiesto di partecipare a dei corsi, comunque hanno molta manualità e sono attratti da questo. Bene, quindi ricordiamo sempre che per chi è interessato a frequentare dei corsi di design cake può prendere contatto direttamente con i Dolci di Agata, lasciare l'email, il numero di telefono, in maniera tale che quando si organizzano dei corsi qua a Siracusa potete essere contattati. Altro? C'era qualche altra preparazione da fare? Abbiamo ultimato la tazza col caffè riproducendo il disegno dei campioni che hanno messo sulla locandina. Ma il disegno che stai per completare? Il disegno che stai per completare cos'era? Il sole che abbiamo visto sulla locandina che hanno fatto i nostri campioni. Sì. Viene raffigurato il terro greco come il disegno che c'è sulla locandina. Complimenti, va bene.